Sono ripresi i lavori sulla strada statale Agrigento-Palermo e Agrigento-Caltanissetta grazie alla serietà e allo sforzo delle imprese siciliane affidatarie dei lavori e dell'ANAS. Ho appena effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme ai sindaci di Bolognetta e di Lercara e del vicepresidente del comitato delle imprese. A parlare la Presidente della Quarta Commissione, onorevole Giusy Savarino, che prosegue: voglio esprimere un plauso alle imprese affidatarie per questo importante risultato ottenuto e ovviamente al governo Musumeci, poiché la sua autorevolezza e competenza sono state le chiavi di volta per la ripresa dei cantieri. Riprendono i lavori e questa è senz'altro una buona notizia. Ma questa buona notizia la si deve soprattutto alla caparbietà e al senso di responsabilità delle imprese affidatarie. Qui abbiamo i responsabili sulla Bolognetta che si sono caricati l'onere di riprendere i lavori nonostante abbiano ancora diversi crediti per migliaia di euro nei confronti della CMC che ancora rimangono insoluti. L'ANAS si è impegnata a sbloccare alcuni di questi fondi e si è impegnata a garantire il pagamento diretto alle società affidatarie per i lavori che andranno ad eseguire. Sulla Palermo-Agrigento i lavori interesseranno soprattutto 4 punti che sono qui illustrati. 2 libereranno dai semafori, dalle deviazioni, questo a Ciminna e questo a Villafrati. Gli altri 2 invece a Vicari e all'altezza di Villafrati parte sud libereranno invece dai semafori. Sono dei lavori importanti che certamente daranno una boccata d'ossigeno a questo territorio e daranno anche maggiore efficienza a questo tratto di strada e quindi i cittadini potranno nei prossimi mesi goderne immediatamente. Questo non basta ovviamente, il nostro impegno, io infatti nei prossimi 3 mesi dopo mi sono impegnata a convocare in commissione di nuovo tutti i soggetti interessati e soprattutto l'ANAS e la CMC, perché dobbiamo capire se il concordato preventivo riesce a sbloccare definitivamente l'opera. Tutti sanno che la Regione Siciliana i fondi ce li ha, quindi non è un problema di mancanza di fondi pubblici, è un problema di criticità economiche della società che era la contraente generale che si riverberano purtroppo su questo lavoro. Si segue con grande attenzione dal governo Musumeci, l'assessore Falcone, la mia commissione è sempre stata molto attenta e presente e continuerà ad esserlo. Facciamo un appello ai colleghi dei 5 Stelle e al governo nazionale giallo-verde, che sono stati molto solerti nel fare il decreto salvabanche. Chiediamo a loro, e lo chiediamo con forza, accompagnando in questo appello quanto già annunciato e chiesto dal presidente Musumeci, chiediamo quindi al governo Conte, al governo giallo-verde, di fare anche, dopo il decreto salvabanche, un decreto salva imprese.